Eccoci qua, Wagyu, buonasera, buonasera Wagyu, un grande bacio a tutti quanti. Voglio subito, voglio salutare subito Alessandro Cannata e aspettate di nuovo che mi ha risciudato a Facebook perché mi ha detto che non può scrivere i comment perché non ci stanno faticando, ma dico comunque è meglio che leggo perché sennò mi scordo come si chiamano e poi vengo a salutare tutto quanto solamente si succa zicchia a pagine Facebook e qua qua. Cristian Cardone, lo voglio salutare, e Antonia Tornetto, ok? Quindi saluta pure che non potete commentare perché state con il cellulare e quindi questo è quanto. Ma invece voglio salutare quelli che già sono in linea, che ci sono una quarantina più o meno. O prima è Kiss perché Kiss è un pazzo, Mattarello spacca, se non mi saluti sei gay, quindi onde evitare diciamo, che sta andare ricchione, quindi lo saluto subito. Poi chi c'è sta più? Fammi vedere un po' chi c'è sta più. Gianmarco Callo, Antonio Palermo, Salvatore Romano, Camillo Russo, Donato Treviccioni, Salvatore Aiello, chissà si chiama Antifaglio in inglese proprio, ma mi metti in difficoltà. Comunque Gaming Channel, una cosa che... Poi Fulmin Man, Giorgio Imbradice, Giuseppe Calleone, giusto, pure Calleone nella diretta, che ne manca finita la partita e subito si è mise a aprire la diretta a me. Poi ci sta Checco Izzo, Kiss Judge salutato Matteo Spa, Manu Manu, poi c'è Virgilia, buonasera Virgilia, Diego Marino, grandissimo Gaetano Magaluso, Marco Bove, 97 Mare Chiaro, Roberto Colia, Carmine Abate, Vincenzo Capassa, faccio quando Ale Annunziata, Simone Biascioli, Salvatore Midin, Mario Belaev, Gaetano Magaluso, Gialacit Francesco Barbato, Papito Luciano, Giovanni Paolo, Ivan Balmo, ma quando ne si, Salvatore di Francia, tantissimi, tantissimo, fa piacere, voglio a così a cominciare a messimo pure parecchio. Penso che siamo una quarantina più o meno, mi sembra di aver visto sulla 45 ne siamo. A sbaglio, comunque oggi ci ho fatto un sondaggio in coppa a Facebook, a Cit ma chi è come me che quest'anno resta a casa e non va in vacanza? E non so che loro mi hanno commentato, mi hanno messo mi piace, cosa, pensavo che ero solo che rimaneva a casa a Utto, invece a Cicetta sono in buona compagnia, perché parecchi di voi non partite, e mi dispiace ovviamente, mi dispiace per voi, però diciamo che pure la casa si sta buona, non è che si sta male, perlomeno io parlo di me, sono a casa, bello, frischetto, soli, bello, una cosa assurda, di un silenzio. Mamma mia, oggi per esempio mi ha fatto una senza fa niente, ma è troppo bello, non lo so, io non so voi, ma io quando sono proprio senza fa niente, sono proprio una bellezza. Addirittura mi ho dormito oggi pomeriggio, una cosa che è difficilissima, che non faccio mai, ma pareva che se io so come mi ha fatto una dormita oggi, voglio proprio, come quando eri creatura, no? Quando mi dormivo un'ora a scuola e mi mangiavo e poi mi dormivo pomeriggio, bellissimo. Comunque, andiamo a vedere subito i primi commenti. Allora, voglio leggere a tutti quanti, perché se no mi pigliate a male parole, ci dica io sono i commenti, e quindi vado proprio indietro e vado a leggere proprio tutti i commenti. Ah, che coizzo, buonasera Cerrone, sempre Forza Napoli, purtroppo Napoli ha perso, penso che l'ha visto, ma ci sia troppo streaming proprio a parecchio proprio, perché ovviamente non è che potevo spendere 10 euro per premium oppure i stati. Ma se fa streaming, voglio fare la verità, di solito un po' streaming non si vede mai, cioè non si vede buono, o perlomeno tutti i modi che mi avrei via, non si vede buono, zumbavano e cose belle e buone, si bloccava. Invece stasera voglio ma ci sta partita di una ma perfetta, su questo sito spagnolo, proprio chi l'ha conosciuto, Rofa Diretta, una cosa che si chiama, voglio ma perfetta, proprio una cosa assurda, ma proprio perfetta, bellissima, non zumbavano, addirittura a un certo punto vai in due bagni, no? Che mi stai facendo proprio il caccone, dovevo fare un po' il caccone, e ci troviamo a mangiare come in due bagni, che di solito in due bagni non si vede buona. E ci stavo però in Java ci stavo facendo sotto, non è che posso stare a breve a partire, già in due bagni. Ci stavo, mo ci provo, porto il computer in due bagni e vedo che si zumba, e ce la fa. Sono chiuso in due bagni, addirittura pure in due bagni si vede benissimo, ma è una cosa assurda, che in due cessi veramente non prende la linea, pure con il telefono zero. E invece se ho visto la partita, ma ho visto tutta la partita, come ha visto pure ma ha visto troppo pure, sono riuscito a vedere pure con le cose online, i Lucessi Pastore, che, proprio, che purtroppo ha fatto su gol l'ultima a tutte, c'ha. Poi dicevo, comunque è un amichevole, fondamentalmente non fa niente, comunque non ha giocato male, non ha giocato male. Comunque andiamo avanti. Chi stanno appiccicando? No, vabbè. Gaetano Magaluso, buonasera a tutti, oggi è live alle 22, sì, perché se Napoli e quindi l'abbiamo posticipata. A che ora finisce l'11? Finisce l'11, un'ora. Dai, manca poco e arriverà Fabio, sono già sto qua, perché sto commenti qui. Vabbè, Virgilia, buonasera a tutti, ma soprattutto a Medico Cerullo, voglio Virgilia educatissima, saluta tutti.
e quindi salutate Virgilia, dico Marina, andiamo a ci muovere, ma inizio su commenti vecchi perché sono venuti in tempo, chissà ci può Mattarello che dice tutto a voi, ma, Cristo, Cristo, ma raccogliamo qualche film per fargli prendere la pensione a questo, ma chi a me? Mo fa pigliare la pensione, con sta Maronna, guarda, io se casomai mettete le film e fatemi prendere, forse dice una chillata che sta facendo, se non mi saluti sei che, se non mi saluti sei che, vabbè, comunque pure si immagina via a me la pensione non è male. Marco Boi, buonasera Cerro, buonasera a tutti questi signori. Ma che educazione che avete voi, tutti voi, ognuno saluta a me, saluta tutti quanti. E te Gitto, oramai ci sta poco a fare, siamo molto educati, siamo una piccola famiglia del lunedì che ci vogliamo bene e ci salutiamo tutti quanti. Roberto Colli, ciao, ciao Roberto, ci salutato, Carmine Abate, mia prima live, grande Carmine, quando mi mettiamo a 25 live, prima di me, la prima volta che stai, va buon panino, no? Meglio tardi che mai, noi sai, come io, come ben sapete, voi e chi non sa, tutti i lunedì di solito alle 9:30 facciamo la live, ora l'hanno fatto 10 per Viro Napoli, però sempre alle 9:30, lo so. Samuel Riccio finalmente, Simone Biascioli, ciao Ciro, puoi salutarmi? Ci salutato, forza Lito Mappatella, Lito Mappatella, sì. Polito Mappatel, allora, Salvatore Mitin, Fabrizio saluta, mi chiamano solo Salvatore, sì, è perché il suo nome Mitin, 2, 1, proprio, così, proprio a livello come lo fanno, ma proprio con la lingua. Francesco Barbato, Barbato, Cerone ci sta la falena sul muro, no? Si chiama, no, tanto non sta ne trasunisce una falena perché stasera si come lo passa, sono stato cadina, gista, controlla, poi è sicuro che trase, perché posso barcare la pietra, cassa a terra, poi è sicuro trase una lucilla, bella e buona, non so, un fenicottero, potrebbe andare di tutto, ma questo è il bello della diretta, perché poi, non so. Crasti 7, ciao Fabri, mi saluti, ciao Crasti, Giovanni Paolo, dicevo buonasera, bello il video sulla mucchina. Sì, ho video sì, l'ho fatto oggi su video, sì, l'ho fatto oggi, posso facendo pure un po' ieri, però non stava certa lupa, l'ho venuto oggi, non perché la cretina mongoloide, che la mucchina che parla sopra la face, e vabbè. Antonio Napoli, Antonio Napoli, Pernice Napoli, Antonio Pernice Napoli, comunque poi facciamo una... Salutami, qui c'è Antonio, Leonam Cod, grande cielo, Antonio Palermo, ragazzi, chi non ha visto la pubblicità della mucchina? Ah, grande cielo, sì, proprio simpatici, per la presa, anche profilo la misoggio, sì, la misoggio. Allora, Untitled Gaming, ti chiama gaming perché tiene comunque alla fine fai un'ora di detta a salutare tutti quanti, no? All'inizio saluto e poi dopo ci mettiamo a leggere i commenti. Ivan Palmas, me una bella comitiva, è vero. Gaetano Mazzilla, state buono, salutami. Che qua MTV, Nubofono 3, siamo già 52, Carmen De Gregori, che non si riesce a finire con me. Oh, ma che vuoi sapere nei commenti? Aspetta, se il a Carmen De Gregori, ecco qua. C'era, ma perché non fa un video scherzo con Frank Matano? E fosse la Maronna, Carmen, e chi lo conosce questo Frank? Cioè, nel senso che lo conosco, ma è lui che non conoscerà me. E poi comunque a chi stile è famoso, non si fa chiappa. Non penso che si scrive Frank o fanno video con lui, fanno video con lui. Non credo. Ci posso provare, ma penso che non ci caga proprio. Però mai dire mai. E poi tu non c'è da provare, dai. Giorgio Imperatrice. C'è rosso Napoli fanno poco cacà. Quando mette a Britos, eh? Eh sì, e purtroppo il Britos purtroppo è un... mai spero che su N, però sinceramente lo dovrebbe vendere, così dicono, comunque fa schifo Cess, è vero. Fulmin Game, Cero mi puoi chiamare sempre con il mio nome Salvatore? Se mi ricordo, Fulmin, successi no, ma perché devi Salvatore, tipo Salvatore non fai tu? E mi Fulmin Game, mo mi stai da tu ti chiami Salvatore, ci proverò. Gaetano Magaluso, vista la pubblicità della Fulmin, tutte tu ce l'hai, ma tutte, magari ci fai solo loro, in la televisione che mi fanno stizzare, va tu, per forza, guarda, uno c'ha da dire qualcuno, ma va parola. Giuseppe, scusate, hai fatto un po' del mio, come si chiama, no, Ruth non è Ruth, ma mi scordo sempre, si chiama, quando fa, si congratulami e Luca, insomma, commentate, che mi scordo come si dice, allora, organizziamoci al Lido Mappate, quindi sul Lido Mappate, lo voglio, ma che mi fa sul Lido Mappate? Claudia Guinelli, i denti te li sei lavati almeno? A me, ma sai, guarda, ma che perché si sente uscito? Perché sai che non sto paziente. Ma ci fatto uno spaghetto con capo marò, no? Si va che mi ha fatto uno spaghetto con capo. Allora, boh, chi si mette l'aglio, no? Per fare sughetto, si mette... Comunque, già ci si quando agli c'è messa, la verità, per fare sughetto, no? Chi si mette l'aglio, si taglia e si mette un po' di olio da padella, no? E tu fai un po' con l'aglio sul fritto e poi fare un po' di allora secondo me c'è poco troppo aglio, perché tu giuro un po' non so paziente, a stamattina
tengono uscite radio, ma infatti stamattina, fortunatamente oggi non proprio sono scese proprio, sono state a casa, proprio belle, e non sono scese, ma non sono scese no perché mi facevo uscire, però secondo me oggi tengono uscite, oggi è esagerato proprio, non so, io mus, cioè, c'è proprio l'aglio, secondo me ci messo troppo aglio in su, secondo me, quindi oggi mi piglio per fare uscire perché sennò a balena a qualcuno faccio una ciatata, veramente faccio un match a sciatuscia a qualcuno comunque che non se lo merita, dici, ma così. Comunque, no, ieri mi ha lavato, però tengo su contro cose su, come si dice, su retrogusto di aglio, sempre, che c'è fa? Ma ci mangia cioccolato, però dice che quando mangia cioccolato se levo, comunque, accetto consigli, siamo pure dice come si fa con l'aglio. Giorgio Sannino, adesso mannaggia morto la Giovezza, aspetta un momento che stanno arrivando anche come mannaggia morto la Giovezza, così Giorgio, come si chiama? Oh, Giorgio Sannino, c'era sabato uomini da uomini a dei Polacchi, sabato a dei Polacchi, sabato Polonia, allora. Giovanni Minopoli, c'era un commento sulla partita, no, voglio una placa buona, non mi subito lamentare, anzi, a Gicetta questa è la prima partita che mi vedo del Napoli, tutta intera, di stanno, e mi ha meravigliato che lo figli cantare Koulibaly, là, come cazzo si dice, perché veramente è un bello giocatore, questo non me l'aspettavo. Pensavo che, sai, uno come Cosola, come Zapata, sai, che sti Nida, Avatar, che avevano suo buono, però invece la Gicetta ha fatto una partita molto bella, e pure non mi è dispiaciuto, ha fatto i tiri a porto, e poi comunque lo vedo autorevole come giocatore, non mi è dispiaciuto, la Gicetta di quando sa cazzo tu non ne conosci i bot, no? Sono poco invece però poi perché uguale ci sei qua e non mi è dispiaciuto. Dopo chi là, come si chiama Higuain là alla fine che sta pure con ha segnato, no? Fa piacere visto. Comunque non mi è dispiaciuto di Napoli, poi i soldi struz, dopo con un pallame pallone che non fermi più, perché c'è pure una voglio prima di mossa serve a vedere solo di calcio, e pare brutto, pensare prima voglio a parlare solo di pallone, sembra brutto. Comunque Napoli non mi è dispiaciuto. Adesso, eh, Anto Palermo, ma come si fa a chiamare una figlia chiamo? Si chi si sta riferendo, giustamente Antonio sta riferendo alla pubblicità della mucchina. La prega che non è uno scherzo, no? Che non è chiamata figlia chiamo, che io ci tengo alla salute di chi amo, cioè di chi ama, nel senso di chi ama lei. Vabbè, tipo, come dicevo, pare che era chiamata figlia chiamo. Allora, come, come cazzo si chiama da figlia chiamo? Allora ci faccio questa cosa, comunque so sapere che intendeva chiamo, non è che non sapevo, ho costruito una sorta di scrittezza, alla nu, che hai ti chiamo, no, hai ti chiamo, no chiamo, e poi sulle strisce, ne, busti, pirata, non sapevo, io sapevo, se pazzi, volevo video, ecco. Vabbè. Comunque, Carmine Abate, puoi dirmi com'è nato il canale? Conosco da poco il canale. Carmine, com'è nato? È nato, vabbè, capo di questi dibattiti scemi, è nato, no, senza, non le ma com'è nato per gioco, un po' come io l'ho spiegato tante volte, comunque è nato per gioco come penso parecchi di loro, così fanno i video su YouTube, così nascono i canali su YouTube. Sì, sì, per gioco, sì, Paziano e Rorena hanno fatto una parodia e poi hanno fatto, poi c'è Mara più sul canale perché per mettere una parodia in coppa YouTube ti era più un canale e quindi così è nato il canale con una parodia, anzi no, con un doppiaggio, un doppiaggio che ultimamente ci si coppa a Facebook, è un doppiaggio di Robin Hood, questo film Robin Hood c'era, mi ricordo che volevo mi doppiaggio, all'epoca Steveno Guaglione, non so se ve lo ricordate, Acuto si chiamava, che faceva questi doppiaggi napoletani, tutto sai, i film li doppiava, allora sai, se portava questa cosa, volevo fare pure noi una cosa che sta facendo, e quindi da lì nacque un po' il canale di YouTube, poi poi ci mi sa a fare parodie e tutte le altre cose. Allora, so. Simone 1996, wow, che parecchio, si riferisce al fatto dello streaming. Una risparmiatrice c'era, frate, stasera mi paga a mangiare pure la faccia di avvocatoio, non sto pazziando ovviamente, però sembra ben meglio risparmiatrice, perché poi la partita Magis perfetta, però tu sei speso 10 euro, frate, mi dispiace, perché i Magis sono la partita, però tengo ancora i 10 euro in casa. Che coizzo, c'è perché non fai due live a settimana? Ma io li farei, che frate, però io penso che a uno è fatto bene, perché uno, come da ci fa capire, passa una settimana, uno tiene che dice, no, più, no, vabbè, tiene che dice, fa alla fine lui, i cosmi disputano, che uno, chissà che cosa. Però comunque uno alla settimana è fatto bene, secondo me, però poi mai, proprio per essere cattivanza di fare cimitero. Claudia Quinelli, ciao Virgilio. Claudia che saluta Virgilio, Virgilio, ciao, si saluta fra di loro, praticamente stanno facendo una chat privata. Alessandro dell'Annunziata, due fritture, sì.
Maria Polverino, la possiamo prendere anche insieme la pensione, caro? Che ne dici? Maria o frate? Ma per me non ci stanno problemi, non so cosa si debba fare per prendere una pensione, ma con sta Maronna piace una bella pensione, veramente se stiamo a posto, anche prima, perché poi è un già tenesse un bello una somma mensile alla quale ci affidarsi, no? Ogni mese con sta Maronna, si ma ci vediamo fa piacere. Sta senza pensieri, c'è Ru, Salvatore, mannaggia, puttanazzo, scusate che ogni tanto mi sfuggono i commenti. Aspettate un attimo, voglio leggere tutto quanto, ma devo andare un po' indietro. Mannaggia, quello, ci chiappa. Vabbè, due fritture, comunque i commenti stasera due fritture, state senza pensieri. Allora, la pensione chat già. Marco Bove, Cerro, hai in programma qualche altro video prossimamente o tieni in programma da reposare? Magari qualche video tipo chi le capri. Allora, io vabbè, mo mi fa la domanda e io te lo dico, no, effettivamente un po' come sto riposando su Vietnam Mare, però tranquillo, non è che vabbè, non volevo dire, comunque forse, probabilmente, non è proprio sicuro, ma quasi, c'è stato una pianura, un negozio che poi vi dirò, che praticamente ha visto su video capre, ha detto ci è piaciuto e mo volesse cioè volesse fa lanciare una sfida come ha fatto furore, no? E quindi probabilmente il prossimo video sarà un'altra sfida. A noi comunque poi vi coinvolgerò, nel senso che anche a Facebook probabilmente faccio una foto video che dico guarda scrivetemi cose che già fa e voi mi scrivete tutte le sfide che già fa. Non è proprio sicuro, è sicuro, comunque faccio questa anticipazione che probabilmente facciamo questo video qua, non ora, però comunque a fine agosto penso che lo inizieremo a fare, quindi state senza pensiero, eccolo qua. Salvatore Aiello, ai fenicotteri, ai fenicotteri pure a te si stanno ovunque. No, ma i fenicotteri ci dici che tra i fenicotteri fosse una cosa che trasmette un fenicottero in da Fafnes fosse una cosa. Poi per i bodra se certi cose sta maniera che non so fenico, però su Parnauciello, ma non so manca Uciello, su tipo chi li calabruto, no? Non ci capivo come si chiama, di cose che buoni, sa Giovanni, sa non so come si chiamano loro, un capo rosso rosso, mamma pannata. Virginia, qua sembra ieri che partecipa alla prima mia live e oggi siamo arrivati già a 25, infatti oggi 25 live. Come passa il tempo? È sempre piacevole trascorrere un'ora in due compagnia. Ottimo, grazie Virginia, ma pure per me è la stessa cosa, perché voi dicete che però a me è proprio piacevole, a me piace la stessa cosa. Io oggi sempre è una cosa proprio bella, sta scoperta sta live, che uno può parlare così sul computer, poi commentate, i lag, è una cosa troppo bella. E meno male che l'hanno mandato, ma poi Valerio Ferrara, ci ha guadagnato profilo, ISO Gaming. Ok, il luogo si chiama, hai capito che si facendo in difficoltà proprio la lingua, quindi hai cambiato, ti ringrazio, Valerio Ferrara, grazie. Antonella Covella, c'è lui, parla più piano che faccio fatica a capirti. Antonella, sì, hai ragione, io parlo un po' veloce, è vero. Però stasera sto cercando di parlare un po' più in italiano, non so se hai notato, no, probabilmente non sei di Napoli, e quindi hai ragione, parlo un po' più. Ma sai che tengo proprio la parlantina così, non ci riesco a parlare piano, però José Calleon, grandissimo Calleon. Il Napoli si vende Fernandez e Stena Britos. Sono Britos, secondo me, veramente umano, ma senza voi no, era umano una venduto a bascia parcatura, penso che Britos non voglio giocare a pallone, ma penso che se lo venderà. Ma allora, chissà, giustamente Big Boss 007, ma che si vendesse anche quel moscio Tiller, ma serio, mamma lo sport papà Tiller, ma che Tiller, ci capite che è un giocatore che troppo prima a Napoli a vita e quindi oggi, mentre si vede una partita, no, si pensa, ma quanti anni tieni Hitler? Perché penso che a noi abbiamo sparato solamente che si ritira, che secondo me chi sei uno che io sta capo, chissà che cazzo ha combinato, della prendi, si stanno così, non ci capite, saranno compagni, escono la sera, non lo so, e quindi chi si rimane in due rimane, cioè, non si vede mai a chi, ha già sparato, ha già sparato, ha sparato, perché si aveva posto il risposta, hanno fatto, a me mi ha sposto. Ha sparato solamente che chi si fa via, chi sta già fa più, buonanotte, chi sta Provato no. Allora, aspetta. Ah, singhiozzo, ma non veniva la parola prima. Scusate che hai fatto singhiozzo, non veniva la parola, poi mi sfugge, non veniva la parola. Allora, riavviate i commenti perché praticamente si erano un attimo bloccati. Allora, adesso
Aspetta, sto pianare, voglio perché sennò mi faccio di cazziate, quando si ingiuzza, mister acquazzone, mamma mia, non magari, se la coppa è a tu, allora sì, a luglio veramente si mi sta sotto all'acqua, mister cosa dice, Frank, mi saluti, mi chiamo Pasquale, tu ti chiami Pasquale e io mi chiamo Cerrone, non mi chiamo Frank, ma tu evidentemente sarai una delle prime live che vedi. Antonio Pernice, levati la pietta, ma sai che poi mi leva, no? Per esempio, quando comincia l'estate, no? Penso come un po' tutti i maschi, no? Che fanno le catene nei video, no? Se levano i video, allora io prima levo si la pietta e tengono poco accanto, che poi non tengo i video, e tengo solo il pietta e tengo coppa avanti. Fanno schifo proprio, cioè, devo dire, cioè, perché quando un po' mi è capitato, ho fatto una fotografia, no? A mare, e vedo sti, fanno il pucciacco, no? In senso buono. La ragazzina due pucciacchi, uno in pietta e l'altro in coppa avanti, sembra un po' così. Pucciacche vecchio stile, perché penso che oggi le pucciacche non siano più così. Scusate ragazzi se sto dicendo questa cosa, ma non saprei come chiamarle questi insiemi di peli così. Arossa, Vincenzo Capasso, Ceru, cosa ne pensi della partita ancora, la partita 1? Mo vince, ma si è collegato, mo. Hai guardato pure Napoli, non è stato male, si è perso, ma hai guardato pure. Tanto Palermo, difatti si sta squagliando la webcam. E può essere, voglio giocare, aspetta, ma pulizzano un po'. Eccolo qua, l'ho pulita un po'. Sì, perché vengono usate assurdo. Francesco Edda, c'era un commento per la Lutamma di Cavani. Cavani si è incazzato, si è incazzato quando l'hanno fischiato, ma no, come l'hanno fischiato, esagerato. Ma io non so, sinceramente, sì, a una parte, sai, uno comunque lo fischia perché comunque è così, a una parte però ha fatto 104 gol in una, che non sono pochi, io non, boh, non so, su Cavani, anzi, ti dico la verità, forse mi sarei comportato con indifferenza, ecco, questa è una bella cosa, secondo me, quando tu comporti Lutam, l'indifferenza è sempre forse la migliore arma, più che i fischi come la giocatori, non lo so. Poi Simone 1926, guardate che schizzo, ti sto seguendo dalla Grecia, ma non mi fa schiattare tanto. Questo commento mi fa proprio come se belle buono stesse la Grecia, capi? Mi fa sta proprio là. Beata a te. A Russai, fammi sapere a Russai in qualche isola sicuramente bellissima, beata a te, fra di un pianura. E che mi fa? E snota a smazza, così si chiama, giuro. C'ero perché non fai un video insieme a De Carli? Azzo, ma voglio, ma voi credete che questi qua sono gente che sono facili da contattare oppure facili da fare video con loro? Voglio, questi qua, che comunque penso che stanno a Milano, non so, non credo che stanno qua, cioè sicuramente De Carli no, De Carli sicuramente sta a Milano, Matano pure penso che il fatto che fai trasmissioni, queste cose così, penso che anche lui sia a Milano e non penso che fanno video con me, sinceramente. Comunque, Claudia Guidelli, stanotte ti ho sognato, ed eri un pervertito maniaco e ti buffavo pure le mazzate, addirittura, madonna Claudia, come mai sta cosa? Come ti è zumbata in capo sta storia? Io un pervertito maniaco e tu mi buffate pure le mazzate, mamma mia, un incubo. Eh, Marco Bove, guardami quant'aglio di mangiate, si sente fino a nucere, vabbè, molto quanto, ma da pare a questo fatto il live. Salvatore di Francia, commenti su Michu e tacit pure, tacit pure. Salvatore, Michu non mi è dispiaciuto, ha fatto iludire, mi è piaciuta, pure come si muove, non è male, non lo faccio proprio, l'ho visto, non conosceva su Michu. E pensavo che era scarso, sinceramente, sono sempre un po' così, invece poi la giusta si è mosso bene, non è male. Maria Poverino, Ciro, sei molto simpatico. Ciro, ma io non mi chiamo Ciro, è Cerrone, caso, poi non so se sai come. Sei molto simpatico, se prendi successo però continuerai a fare il live del lunedì. Ma io mi chiamo Ciro, Maria, ma come ti esce su Ciro, mo? Cerrone, Ciro. Vabbè, comunque se prendete successo continuare a fare il live del lunedì, ma magari ci capita, Maria, con sta Marò, così, pensi di sì, boh, non lo so. Arrostando Palermo buste di video della Ciroliotti Nudaretti cioè, pensa alla salute ti stai ingrippando ti fa tenere sì no io penso sempre alla salute ma ci abbronzato effettivamente sono un po' abbronzato sono chiuso ma 2 anni consecutivi non era mai 2 anni consecutivi ma ci spicciato però ma ci spicciato ma non mi brucio cioè sinceramente sto bello cioè non mi brucia perché mo la pelle si è abituata Giosuè Speranza, vuoi Fabrizio, vuoi Giosuè, Carmen De Gregorio, c'è Roma, tu fai morire questi fatti, sei l'unico che dice e cosa a faccia e faccia, brava. E non so a cosa ti riferisci, però mi fa piacere. Posso fare la ma da scusate, questa cosa, è una cosa che si dice, perché poi uno dice, ma da chi si dice malo parole, però perché non dice, ma uno fra compagni, no? Io mi sento fra compagni, no? Come uno fa live, così, mi sento in via confidenza, uno dice che stai d'altro, no? Dice un sacco di male poi qualcuno mi dice, ma tu dici troppe parole, troppo poca, ma mica non fate essere poca, a parte che parole sono belle proprio, perché
rafforzano i concetti. Questa cosa l'ha già detto ultimamente, ovvero che è una mala parola, no? Rafforzo proprio quando tu dici ma che spacci, no? Per esempio, e tu hai proprio tutto sdegno, capisci? Ma che spacci. Allora uno sta sempre a vedere la volgarità, dice, guarda, dai, ci facciamo. Però come dai, avrai tu ci facciamo, ma l'ha fatto capire proprio a cosa, no? Cioè, come fai a sostituire, per esempio, ma che facciamo? Cioè, se tu stai dicendo, ma che facciamo? Cioè, come si fa a sostituire questa cosa? Cioè, se la volessi dire, che ne sai, senza dire che ci facciamo, ma come fai? Cioè, wow, cioè, hai capito? Wow, cioè, può dire pure wow, però wow è un po' come usce, dice, ma che faccio? Hai capito? Non è più, non lo so, che se pensi di parole, sono cose che sanno fare, sanno ricci, secondo me, poi si può dire poco, comunque a sfogacci, Salvatore Aiello, c'è una domanda, ti hanno mai fermato per strada per chiederti un autografo o foto? No, sì, fotografie sì, mi fermano e mi chiedono le fotografie. Autografi, in sincerità, me l'hanno chiesto soltanto al Comic Con, mi è mai successo. Però Comic Con, per tu quando si puoi dire la mano a filmare, fammi una foto, fammi una tipo, fare un fratello Guazzi, dice, ma come faccio questa autografo, poi tengo una scrittura di merda, che veramente pare, cioè la scrittura mia, no, è rimasta quella di quando andavo all'elementare, veramente, non si è proprio progredita, cioè poi sono passati 25 anni quando però sembra la stessa scrittura, tengo una scrittura di merda proprio, lì, e i film a sti costi, autografo, la scrittura in me, ma poi sapevi che era scritto Fabrizio Cerrone, perché ce lo sapevi che era scritto, e poi scrive solo Cerrone, perché proprio a botta sicuro. Comunque, mister Acquazzone Frank ancora, Frank mi saluti, guagliù, mi chiamo Cerrone, come mai c'è questo qua? Mi chiamo Pasquale, vabbè, ciao Pasquale. Dottor H81, sono tornato con la squallidità e mi fa piacere. Sì. Claudia Guinelli, Guidelli, no Guinelli. Ah, sì, Guidelli, era forse ha detto Guinelli, mi sono buttato la lingua, ma non ci ha addormentato, hai scritto tu questo. Antonio De Falco, c'ero che la cosa inganna, si chiama Usinghioz, fai pari a poco, a Usinghioz, ma hai proprio prima, ma discutato, e poi deve essere l'app su se, discute e parole, non so se capita, ma più innanzitutto uno si scorda le parole, che è una cosa che mi sta capitando a me, ma c'è bella, secondo me già se ne sai, uno ha già Sabato di Francia continua, Cero continua così, sinceramente preferisco a te che Frank Matano, addirittura, no, Frank Matano è molto simpatico, è un guaglione molto, cioè fa ridere come persona, quando parla pure, tiene che la cosa che è simpatica, e poi fa pure stronzate, ecco, però comunque per me è molto simpatico. Great Soft, grande Cero, saluti il mio canale, si pronuncia Great Soft, ma hai scritto proprio Great, grande Great, veramente mi hai messo proprio, me l'hai data col cucciaio, mi piace così, perché uno a fa una figura in merda, legge una cosa, un cazzo banale, è brutto. Vabbè che io ho studiato in lingua, però ci metto come se non avessi studiato, praticamente. Cioè, ho studiato a scuola, veramente, sono pazzo, ho studiato inglese, facevo tre lingue, inglese, francese e spagnolo, e a stint mo saccio parlare un po' italiano, quindi fatevi un po' il calcolo, perché poi l'inglese a me a scuola mi è piaciuto, cioè mi piace la persona, no, la persona è pure brava, per una scassa, comunque ci fa strada, comunque l'inglese non mi è mai acchiappato, o francese o dico però, o francese è una bella lingua, cioè è una bella lingua, servirebbe più o meno, però il francese parla poco atto, parla poco un ricchio quando diciamocelo, cioè è un po' brutto per non a parlare je suis, je sont, cioè, parla poco un ricchio, capito? Ma niente che ricchione, però se uno non è ricchio, perché ha da parlare un ricchio? Cioè il francese è un po' strano, è proprio una lingua troppo effeminata, una lingua sembra una lingua per donne, come una lingua molto fine, però invece lo spagnolo è una lingua bella, a me piace lo spagnolo, infatti è l'unico che mi ha imparato un poco, e quindi sì, perché passa un all'italiano, che cazzo, è una lingua speziosa. Quando ero in Spagna mi frusciava proprio malamente perché ho studiato poco in spagnolo, parlavo poco spagnolo, e vabbè. Arossa, Simone 1926, c'è Roma, fanno almeno due a settimana, questo è lavoro tu, voglio, può essere, ma mo uno sta bene, ma ha scritto una spezzo di commenti, una spezzo ogni tanto dovremmo su questi cose, voglio, allora. Ah, Simone 1926, c'è Rosso a Corfù in Grecia, che ti seguo, bello, voglio. Corfù ci sono stato, tenevo 15 anni, fu la seconda, la seconda vacanza, la prima, no, la seconda, sì, sì, la seconda vacanza che mi facevo da solo, tenevo 15 anni, perché ero troppo piccolo, voglio, cioè 15 anni, con bel buono, sai, pigliamo sta aereo, con la cavata, e in Grecia, a Corfù, ma no, guarda, che con una cosa di mangiare, si è messo un bagnone, no, ma ero troppo piccolo, cioè per noi, agli all'estero era una cosa, cioè, mi astinto veramente conosciuta la pianura, cioè, veramente, veramente così, conosciuta a Napoli, e detto, ma addirittura in Grecia, e per noi era una cosa proprio era lontana, ci sentivamo proprio, ma lo primo, come meno male, bello e buono acchiappare, tutto guaglione di pianura, una cosa più, cioè, penso che
si acchiappano i guaglioni pianuri in Napoli, quando va a villeggiare, ma noi pigliamo proprio i guaglioni pianuri, ma tipo una quindicina, e una comitiva proprio si facesse formare questa comitiva pianura, comunque, e ma cresce, ma stiamo a pianura, che la capo, ci parliamo proprio come stessimo a capo. E quindi poi alla fine ci divertivo, però ero proprio vicino di questa vacanza, però bella, col bello mare, bella la sera poi tranquillo, molto, vabbè, Grecia è bella tutta quanta, però molto bene, mi piace. Allora, aspetta un attimo, sto pensando di commenti, eccolo qua. Chi state poi, lo sa, è snota Asmaz. Comunque io ti seguo dalla Germania, non so se è uno scherzo, comunque fa piacere sapere che stai seguendo la Germania, o stai facendo una palla e stai pure tu a pianuto, non lo so. Un nome è strano, però è snota Asmaz, cioè un nome proprio strano. Andò a Napoli, bevi un bicchiere d'acqua, no, non tengo sete, ci c'è da mangiare 7 litri d'acqua stamattina, papà, uso un po' come un cammello, e tengo tu quando le terine, soprattutto all'acqua, quindi sto a po', e sta sputando poco in terra, lo so perché parlo sempre, però pare brutto mi sta sputando in terra. Giuseppe Calleone, Maite De Laurentiis che Napoli fa uno scambio Higuain Messi, allora no, c'è Higuain Messi, sa, boh, sa, boh, ma quanto dice andiamo a fare con me. Vincenzo Capasso, ce lo mi sono collegato già da prima, non sapevo che l'avevano detto. Scusami, Vincenzo, scusami. Sai che i bot sono anche i commenti che vengono prima, cioè, boh, sai, può essere Luca risposto, lo commento, cioè il commento non viene proprio subito in, come si dice, i commenti sono, vabbè, questo lo spiego prima che non sto usando, ma Salvatore Aiello, il Pucciacco, il Pucciacco, vecchio stile, Giorgio, il Pucciacco, vabbè, Giuseppe, che qua MTV dice piricioccola, la piricioccola, sta pure una canzone, fa, che cos'è la piricioccola? Non sa chi la canzone, che è una canzone. Giorgio Imbra dice cosa ne pensi di Gargano? Per me ha fatto una buona prestazione, no, per noi guarda malamente Gargano, molto fischiato, ovviamente, però vabbè, perché chi si è puntato malamente, non hanno tutti i torti a fischiare. Leonam Cod, Cero, che ne pensi dei fischi che ha ricevuto Cavani? Per te se li meritava dopo quello che ha fatto per Napoli? L'ho risposto pochissimo tempo fa a questa domanda qua. Silvio Mirto, qual è il tuo attore comico americano preferito e o a quale ti ispiri? Attori americani, voglio, comici ce ne sono tantissimi. A parte il fatto che quasi tutti gli attori americani, se dice facete caso, sono partiti come comici. Che ne sa, c'è Robbie Williams, no cantante, Robbie Williams l'attore, poi c'è sta pure Eddie Murphy, comunque tuttora fa film comici e cose. Comunque ce ne stanno tanti, Sì, Eddie Murphy, ma è venuto Robbie Williams, c'è sta quello là che fa, come si chiama? Quello che fa il film con le telecomande, là che ha estenduto le telecomande che firma il mondo, non mi ricordo, comunque ha fatto un sacco di film che lo vogliono che cazzo. Vabbè, americani ci sono tantissimi, Jim Carrey ovviamente, comunque sono tantissimi, gli americani sono bravi io. Ivan Palma, c'è allora dove vai a mare? Ultimamente su di una Bascia Caiuolo, non so se la conoscete, a Posillipo, una discesa che si va a mare, che a scendere, scina, assaggi su cazzaca calchi, pare è un bello chilometri, sai, però vabbè, tranquillo, si sta bene, uno dei pochi, se non l'unico posto a Napoli, fai un bello bagno, l'acqua è pulita, si sta tranquillo, stanno un sacco di guaglione, poche creature, si sta bene, non mi posso lavorare via. Andrea Sommella, c'è ma a volte ci pensi che parlo sul tuo computer, no, spesso ci penso, l'ho detto molte volte questa cosa, all'inizio mi facevo proprio strano, ma invece mi sono abituato a passare ancora, però all'inizio parlavo solo io computer, mi sentivo proprio stronzo prima che c'era, ma no, ci manchissimo come scemi, so, invece mo mi ci abituato, è come se stesse parlando proprio, che sai che state voi, no, state tu, sta qualcuno, e quindi sono proprio tranquillo. Col tempo si prende una certa scioltezza, almeno io ci viene una scioltezza a parlare a scuola, ma non mi senti più stronzo, prima sì però. Silvio Mirto di Saggiletto, Britos non se ne va, l'ha detto la gente, e vabbè, tanto lo stesso gioco, spero. Chissà, ci sono già. Pucciacco già Giletti, Papiro Luciano, c'era lo sperma in napoletano, sfaccim, si lo so che si dice sperma, ma non è che uno può fare, è che sperma, sfaccim invece è una cosa, ma che sperma, cioè sarebbe una cosa che è anti proprio cacofonica. Virgilia, io al comico non ti ho chiesto la dedica e ce l'ho conservata nel comodino, mi ricordo, pure io ci ho conservato la tua, ce l'ho pure io nel comodino, il bello disegnino che mi hai fatto. Frank e Cerrone, la pagina la fotografia ci sono a Facebook tempo fa. Scherda, poi grande Scherda, il ritorno di Scherda, poi c'ero che coizzo, c'ero un saluto a Storm, si chiama Fabiana, ciao Fabiana, Giovanni Minopoli, c'ero, siamo 76, sì lo so, ho visto poco fa. Ivan Palma e chi te crede che sono passate 25 anni dall'elementare? Sì, sì, sono passati 25, cioè sono passati 25 anni, anche 20, perché poi uno
l'elementare fa dai 5 ai 10 anni, quindi alla fine di 10 anni, sono passati 20 anni, 20-25 anni. Tu hai fatto pure i capelli bianchi, ma serio, veramente tengo il capello bianco, mi fa pensare, ma nasciamo, infatti sto godendo questi ultimi anni di colore mio naturale, perché penso che io farò i capelli bianchi come te fanno, perché poi i capelli bianchi, baff giallo, vado un po' pensi baff giallo, che è il fumo, no? Allora si tocca trama, si deposita nei baffi, fate mettere questa specialità da solo, baffo giallo, capello bianco, è tutto pure a notte, vire, no? C'è questa cosa che è rinfrangente, è fatto bene, perché sai, andare a notte, non so, piano bicchiere d'acqua, e fate mettere questi baffi, quindi penso che lui tranquillamente si riesce a muovere in casa senza appicci luce, è anche una cosa che è buona per il risparmio energetico. Quindi, però io buff giallo non potrò mai averlo, penso, perché poi non fumo, quindi non si schiarirà, almeno spero. Poi si schiarisce con lo smog, non lo so, nell'aria, non lo so. Comunque, Still Gen, chi crede che sai, già detto già. Carmen De Gregorio, ci morto, aspettate, poi io devo riavviare, perché ogni tanto ovviamente i commenti si bloccano, eccolo qua. Still Gen a Carmen De Gregorio, prima modo che acchiappata, auto Carmen, modo che acchiappa, fammi la rete, allora tradizione, Luigi Piccolo, Alessio, Tony Granata, Marco Bove, all'anno, Carmen De Gregorio, c'è Roma, perché non fai un bel raduno per i fans, parliamo un po', voglio, ma facciamo una cosa, ve lo prometto, perché mi state dicendo, hanno un sacco di tempo e io voglio fare, e ho voglia veramente di farlo. Guardate che a settembre, ve lo giuro, che lo organizziamo. Prima che comincia a scuola, perché sai che parecchi vanno a scuola, no? Stanno andando a sala, a scuola, i compiti. Allora facciamo agli inizi di settembre. Capace pure che viene Piette Pool, capace anche che viene Piette Pool e stiamo pure qui, se mi fa piacere che lo conoscete, e quindi alla fine io penso di volerlo fare a settembre. Ma no, perché va a finire la corsa in vacanza, giù a c'era che cazzo, stiamo aspettando tutto questo tempo, l'hai fatto mo che hanno insieme in vacanza, allora pare brutto perché di là che stanno in vacanza, quindi all'inizio di settembre penso che nessuno più va in vacanza e quindi lo facciamo per inizi di settembre, questo ve lo assicuro. Ehm, Aspetta, no, fammi la rete. Che già salvato, cosa hai già salvato? Idea, cazzo di genere. Ah, Francesco Barbato, che scuola hai fatto? Cioè, tu, che scuola hai fatto? Che scuola non ho fatto? Ho fatto tre scuole, a Gigagnate tre scuole. All'inizio sono aiutato informatica al Giordani, non so se lo conoscete, a Via Caravaggio, solo che cioè, era proprio una scelta proprio così, e attacchi la scuola perché si erano sacchi compagni di miei che venivano là, cioè, pure vista i compagni di miei, questa era una scelta nega, perché là si studia informatico, perché cioè, non era proprio vista questa cosa. Oretta malapagata, a parte il fatto che per in coppa che la scuola ci voleva 3 ore, ma a poco dai a stiamo poi stare là fuori 7 perché ci voleva un'ora per stare la aiuto, che era una cosa improponibile. Già a scuola stavo in coppa una aiuto, cioè già la scuola per andare, stavo in coppa via Caravaggio, che non so se voi conoscete, Parop, si vede una aiuto per stare lì, e poi ciò che te ne ridi, pure la classe all'ultimo piano, cioè è una cosa proprio vergognosa, io a scuola, cioè, gli ho detto solo 3 mesi da che la scuola ma per me fu una preparazione atletica, cioè tenevo veramente i poppacci pareva Higuain, cioè tenevi oramai essere tutto in forma, perché poi già c'è una da fanculo, e poi c'è TQ, e cambiai scuola andai all'alberghiero, che pure mi bevono cazzo, ma va all'alberghiero, fa all'alberghiero, poi non capivo niente, si scuola superiore, non sapevo niente, a 14, a 15, vabbè, babbo, andiamo all'alberghiero, e all'alberghiero non mi piaceva, perché mi piaceva proprio, a pure sulle 3 ore, che comodorino, la cosa, così alla fine sceglie c'è pure, va a scuola, come si chiama là, Vittorio Emanuele, che stanno tutte femmine, un frate, va a fanculo, tiene 15 anni, molto tempo, c'è una roba là, sta guaglione, va a fanculo. Si facevano le lingue, oddio, le lingue non è che mi piacevano assai, però dicevo, sai, dopo a fabbrica facciamo qualcosa, facciamo le lingue, che faceva la buona servini io, avevo partecipato manco cacci sullo spagnolo, però alla fine sono tutto là, ma non per lingue, perché se mi guaglione mi piacevano su fatti sta mesi e femmine, quindi sono andato là. Vittorio Emanuele che sta fuori rotta, via Barbacalla, lo sta, come faccio a far capire, o Cinema Med, se conoscete il Cinema Med più o meno è stata quelle parti là. Sono stato un sacco di tempo da che la scuola, sono stato bocciata tipo 5 volte, sono stati anni e anni, da che la scuola oramai era proprio un sindaco che la scuola, cioè quasi a poco facevo bidello, ci manca poco che facevo una rotto, ma che sì, un bidello, cioè, ci manca poco che proprio mi pigliavo posto e bidello, da che la scuola, proprio niente, era arrivata a un livello proprio che era, e oramai venivano i creature, erano rosse, a pa' di famiglia proprio comunque, vabbè. Adesso, Carmen De Gregorio, la Geletta, Alessia Sorrentini, Ceruti, ripeto il radio posso. Ma che cosa? Alessia Sorrentini, radio puoi? Fammi capire, fammi sapere perché non posso solo letto pizzi prima. Fabio Messina, un saluto Ceruti, ho visto alla Caiuga l'altra volta con dei giapponesi, addirittura, penso che non eri perché
perché non stavo che è giapponese, a parte una ci manchi giapponese. The Big Boss, c'ero di vedere bene parlare in tedesco. Ah, Heinz, 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 no, penso che non è cosa, penso che ha sputato solamente faccia gente, perché proprio sto fatto di tedesco, proprio sto fatto Heinz, 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 allora se ne sputano proprio, quindi da lui, poi ne ho parlano proprio così, perché poi la conosco in tedesco, non è che c'hanno sta cosa, sai, nei film fare Heinz, Heinz, invece ne ho, parlano tranquillo, anzi, dopo poco assomigli pure all'inglese, il tedesco, se lo senti un po'. Eh, Marco Bocero, ma qua Frank Matana, ma qua Giacala, ma qua tutto quanto, meglio sei tu, sei molto semplice, scusa, è molto simpatico, sembra Roppemi però, ovviamente Marco, sempre un po' di te come voglio bene, ti ringrazio. Tony Granato, Stongo pure i Fabri anche con mezzo attività, sì, era letto prima, Tony, grande. Salvatore Romano, Fabrizio, se non mi leggi puzzi, ma pure se mi leggi effettivamente, no, no, oggi c'è una bella scella, veramente tutta, diciamo, bella romantica, una bella scella tutta deodorata, no, c'è fatta addosso, usata è l'unica cosa, veramente, sto fatto immaginare live potrebbe essere una brutta cosa. Vabbè. Roberto D'Agostino, grande Fabriciano, vabbè, sabato di Francia ce lo devi fare un raduno urgentemente, addirittura urgentemente, a settembre vai lo facevo. Alessio Petrellese, c'è rosso in difficoltà, volessi sapere che ne pensi e femmine medici, piano, ma vedi che hai solo puliti, che parole, però questa è una cosa che schifo. Luigi Piccolo, c'è Rossi, un limone, fai pari a Antonio Napoli, Pernice, sei il migliore, stai sempre con i fans. No, e sono sempre che i fans, ci volesse stare, ma quando facci mi radune, poi cominciamo a fare radune, veramente ci vediamo. Perché pure io voglio conoscere, questa è una cosa che l'ho sempre detto, c'è curiosità, leggo sempre i nomi, ma alla fine voglio vedere pure io. Vicenza X, Cero mi saluti, come hai fatto nel video di Capri? Ah, tu, chi sei Vincenzo Lungo, forse, può essere Vincenzo Lungo, il giocato Vincenzo Lungo, Papiro Luciano è stato nominato come spam, Checco MTV, qua bravo, Mario Sarti, e chi è Mario Sarti? The Big Boss 007, traduzione by Cerrone, live uguale, ta. Ah, grande, che sono la giocavi. Giosuè Speranza, Fabrizio Di Sego da quarto, Aulo, poi uno che dice la verità, che sta veramente KBC. Roberta Aurelli, gentilmente mi puoi avvisare quando vieni a Via Claudio? Ah, bello che mi sto immaginando la scena, che hai visto a Via Claudio, poi spiaggia a Roberta Aurelli, si immagina sta scena. 2 anni che schiatto in quella facoltà e manco una volta ti ho acchiappato. Ma Via Claudio è Orione Traiano, se non sbaglio, Via Claudio. Qui c'è sta l'Università Via Claudio, questa è una sapevo sta cosa, Roberta, l'Università Via Claudio. Un momento in mente sta cosa, Via Claudio, ma no, ma posso non è Orione Traiano, fammi capire perché non ci capisco mi stacca che sono di solito ci passo pure spesso. Big Boss c'è lui nell'attore si chiama Adam Sandler, bravo, bravo, The Big One, ma venivo no, ma Adam Sandler, è bravo, che cazzo. Ma comunque americani ce ne sono tantissimi, cioè, forti che fanno lì. Simone Pastore ci ha messo a pecora, sì, la cerco a Facebook mi ha fatto morire, è vero, che Pastore purtroppo ci ha messo a pecora, poi se su giochi parlo da struttura, pecora, e quindi la ci sta senza. Che con MTV, Fabri, mi saluti, Francesco Fioretto, siamo i due Francischi che hai incontrato alla fermata. Ah, sì, bravissimo, Francesco, come l'ho incontrato, vi ho incontrati, quando è? La settimana scorsa, più o meno, si va a Bascia un McDonald's, se non sbaglio, e ci siamo conosciuti, mi ha fatto piacere, mi guardava, io guardavo, ci siamo guardati un po' e poi ci siamo conosciuti. Vicenzi X, Cero, mi saluti? Come hai fatto nel video di Canada Voda? Oggi saluto oggi. Tony Granato, Fabrizio, in tutto il giornale stamattina in Doli, ma Padello non si può fu bagno o video la ma fa a beh. Sì, che abolito a Padello, purtroppo fa schifo, si sa. Muretto pure lo guaglione, lo dissi anche la settimana scorsa, mi è dispiaciuto perché tenevo 12 anni, lo guaglione che... Vabbè, comunque. Andrea Marino, ce lo ti ricordi di me? La settimana scorsa lo so, i miei amici mi hanno fatto uno scherzo facendomi fare la tua conoscenza. Sono Andrea Marino che fa le magie su YouTube, che rasate, sì, è vero. Andrea ci siamo conosciuti a Basciacaiola, è venuto l'amico tuo che non mi ricordo il nome, è venuto vicino a me, ha detto Frank, mi ha chiamato Frank, ha detto Frank, io vicino a Andrea, su Magnolo Mimmo, chi se mi faceva a te che si va male, no, ma in dovevo, cioè, ma gioca proprio, no, cioè, anche là, cioè, io gioca a massimo a 3 metri, pare un po', e quindi se mi volevo indicare a te che si per me su mare in dovevo, diceva, allora, ah, comunque quando sai, mi fai vedere chi è, mi fai un cenno, io vengo, e praticamente dopo ci fatto su scherzo, che è stato che cazzo, che tu ti mi sai a ridere, è stato che cazzo. E se, allora, SGA, chi si chiama qui? SGA, SCA, non so, cioè, che ne pensi dell'omofobia? Ma io a me non importa proprio, sinceramente, piace femmina, maschio, uomo, a me non importa, cioè, io sono molto tranquillo, questo ne penso.
Luigi Piccolo, c'ero vuoi salutare mio fratello Enrico? Ciao Enrico. Adriano Iodice, c'ero preferisci il caldo e il freddo? Che è sempre la domanda, sai? E oggi c'hai tanto, quando eri piccino, cioè più o meno, no, quando eri piccino, cioè fino a qualche anno fa, preferivo il caldo, però poi agito, voglio, ma che mi fa, ma sto qua è bello e caldo, però so suro, si sciatta in cuore, cioè, oggi valvato un po' freddo, no? Ma cioè, perché il freddo più o meno, come ti fai, tu ti puoi coprire, cioè tu ti copri e non senti il freddo, ma qua, che cazzo fai? Cioè, mica devo straccicare la colla, cioè, mica devo, allora è un po' indistruttibile il caldo. E qua è bello l'estate, però è la primavera è un po' meglio, perché stai un po' in una mia, però o freddo, se dice, o freddo l'ha già rivalutato col tempo, perché o freddo non è malamente, o qua che mi dei cazzi, quando tutto vento, quando un burpachino d'acqua, un ombrello che se ne fuia, o vento che si scassa un ombrello dei cingalesi, dalle altre, e quello sono cose che ragazzi l'inverno, non è tanto fatto che fa freddo, o freddo si suppone, uno si veste, che cazzo. Anzi, poi roba buona, sì, si mette in doletta, mi sa che li coperti, si piglia proprio fuoco, che c'è, quella è una bella cosa. O freddo l'ha rivalutato, non credevo, però a me l'inverno non mi dispiace, se fosse fatto la pioggia, ho fatto un ombrello che si scasse, perché l'ombrello, cannaggia, vedi l'ombrello che fanno proprio una chiave, che oramai sono anni che in un zuccazzi pure mi ha accattato un ombrello, ma che poi stare per 100 euro, ha accattato un ombrello i plutonio, ma ha accattato proprio non sacci quale materiale, indistruttibile, ma c'è un bello indistruttibile, i fir, c'è un bello di fir, a cazzo sta quel coso umano, ma c'è spazzato, ma già vedere che fuori, mi spezzo un bello, che a me mi spezza sempre un bello, io. Vabbè, Andrea Sommella, sono d'accordo con te, facciamo e pucciacca sono quelle parole che ti regnano, bravo. Quando vieni su, che contattiamo qualcuno e non riesco a leggere il commento, aspetta che se allora, che contattiamo e ne c'è morta ci prezzo su genere finale alla fine ci venuto appena ciao puttana scusa che contattiamo qualcuno dai chiama contattare Andrea chiama contattare qualcuno Valerio Ferrara poi non so ci può essere Tony Granato Fabio mi saluti mio fratello Benny però non dire quello che ti ho scritto su Facebook perché sta a fianco a me ora me l'hai scamato per amicizia poi tu la parte scritto da parete sì, così mi sono leggevo sta cosa purtroppo l'ho letta e quindi vabbè un parino un saluto Benny e tutto lì sapete. Aspetta un attimo che voglio acchiappare di come Simone parla un poco spagnolo no? Figura me. Claudia Guidelli allora l'ha fatta parte la pubblicità di Baffa Moretti e parte mi ci assomigli brava che poco che a Baffa Moretti che quando fa così se fu un baffo giallo oggi la gestione la pubblicità ma la gestione che la voleva fare ancora però è un po' difficile comunque l'ha fatta così se fu un baffo già bravo il buff no il giallo là no però tiene un baffo un po' dici, marroncino marrognolo come si fa un baffo un po' rame va dici, un colore rame Roberto D'Agostino, che baffo giallo mi hai fatto venire a mente che rapida la morte, sì. Pure a te, hai visto pure a Roberta, c'è questa cosa in me. Big Boss 007, c'ero a scuola ti conveniva, c'è una volta ci pensa poco meglio, scusa un attimo per poco capitano, perché belle buone se ne è fiuto commento, se ne è fiuto però, allora, poi c'ero a scuola di andare in elicottero e scendere tramite fune stile SWAT, sì, là i poliziotti i pilotoni che vanno a fare l'incursione. No, poi fortunatamente io con motorino a scuola, quindi tutto a posto, ecco. Ascivi l'otto mangrice e gli va fuori tutto il lotto arriva preciso, faceva una cazzo di corsa, se ci penso ora, qua rischiavo la vita, poi quando ti riesci a fuori, che era un tempo record, non è che era proprio un free 50 a chi 10 minuti a fuori non è proprio una cosa da poco, io pure come non c'è, oggigiorno se ci pensi poi magari sotto, mi firmo anche gli A4 all'ora, no, per la bicicletta più. Comunque, c'ero con Ivan Palma, c'ero qualche fan femmina ci ha mai provato, non ci ha mai provato. Pure perché ci c'è dai i fan, dici, quelli che mi seguono a me, la verità, sono tutto maschi, cioè, no, però oggi notato che la maggior parte, no, sono tutto guaglioni, tutto maschi, tutto. È una cosa che mi fa piacere, ovviamente. Antonella Covella, ciao Ceru, vado a dormire, faccio su, domani 5 e mezza sveglia per andare al lavoro, baci da Milano, veramente, Antonella, che fai? Una frutta, tu vai al mercato europeo, non so che lavoro fai, 5 e mezza usciti, mi dispiace questa, ti auguro una buonanotte e vabbè, buon lavoro per domani, mi dispiace per fatica che rimane un po' che, no, è 13, non è ancora per agosto, però comunque 5 e mezza è tosto, anzi 5 e mezza è fra poco, tra una mezz'ora già si 5. Oh, buonanotte. Salvatore Romano, dillo che vuoi far vedere l'Ardominama, o l'Ardominama,
tengono la panza per fare schifo. Giosuè Speranza, Fabrizio, come hai conosciuto tua moglie? In un villaggio dove lavoravo, sì, in un villaggio dove lavoravo come animatore, ho conosciuto lì mia moglie. Simone 1906, ma meglio che io con all'aereo a scuola e poi stavo con paracadute, c'ero sì, magari tenevo un aereo, che a scuola con aereo, proprio a Vippo proprio. Carmen Minerva, buonasera, scusate il ritardo, Carmen, veramente fatto un po' tardi, però vabbè, ci scusiamo ovviamente. Claudio Guidelli, tiene la pucciacchella pure sotto l'ascella, è vero, c'ho anche la pucciacchella sotto l'ascella, e poi pure là mi faccio, mi taglio, no, un po' come li, ma non è che mi taglio, mi la metto, no, mi taglio un po' la forbice come fosse nei capelli, no, perché poi veramente poi escono fuori dalla, fare brutto, fare un film fandozzo, fare il lausciolo, a volte mi taglio, no, e poi mi scordo, mi taglio, passo poi, tanto l'uomo ne poi, io mi dispiace per voi, il femmina che sta sempre secondo me ogni tre quarti, c'è, va a stare a tagliare i sotto l'ascella, che per una zona anche molto sensibile secondo me ad essere tutta cioè noi teniamo una barba per esempio che è una poi a me occhi ma tutto però ci che ugualmente cazzo a barba quando diciamo vabbè ma voi tenete a scelta di da mo c'ho la cosa tenete parecchi percosci state proprio con guaiatella lì state proprio è una fatica proprio cioè io, secondo me il femmino veramente non vedono l'ora che viene l'inverno proprio perché per fare crescere i peli no diciamo cioè hai un po' di libertà però purtroppo se siete scusate e fidanzate ma anche questo vi fa che una mano avere tutti i nevi le porti direttamente allo zoo e lo metti in una gabbia di scimmie, quindi questa è una cosa che pure... No, non vuole essere femmina per me questa cosa di video, che è tosto secondo me. Buonanotte, Antonio Nava, buonanotte, domani mi devo svegliare alle 6, pure tu, ma fatico Antonello, un mercato della frutta, pure tu secondo me. Carmi, domandina, ma hai qualche youtuber preferito e qualcuno invece che non sopporti? Sì, certamente qualcuno che non sopporto ce l'ho, però non dirò mai chi è. E qualcuno preferito, ce ne ho tanti, pure tanti che sono bravi, no? Io ne seguo parecchi più o meno. Preferito, che c'è Richard? Forse no, proprio uno preferito no, parecchi, ma uno proprio in particolare, forse no, forse, non me ne a me. Uno che forse preferiti può essere. Ah no, c'è stato un americano molto bravo, che si chiama Ed Bassmaster, così si scrive, Ed Bassmaster. E io avevo la su, questo è uno che tiene i capelli, è palato, ma è molto bravo, è un americano che fa certi video scherzi, roba, parecchi cazzo, a Dio c'è un maglione, una quarantina, e che cazzo, è uno che interpreta quando fa scherzi, è forte, fa i personaggi, si mette parrucche, si veste, si trasforma, poi che cazzo, voglio Ed Bassmaster, vogliate lavorare perché poi è inglese, amica però si capisce che scherzi fanno. In una volta mi ho detto coppa YouTube a rumeni che passano il pomeriggio a vedere a Kiss perché quando ho scoperto Maronna mi dice mamma Kiss è uno dei miei preferiti sicuramente questo ragazzo. Ma sì, Caos si chiama, ma sì, Clementino spacchi i vetrini, c'era uno che spacchi, e c'era uno spacchi il latrino, i latrini, spacchi i CS, Alessia Sorrentini ha messo RCC 89 500 MHz. Se mi dai il consenso, ti ripeto il radio. Non so che radio sia perché non me ne intendo assai di radio, Alessia, però, ma come no? Ma contattami un po' a Facebook. Fabrizio Cerrone, ci parliamo prima che la fa. Luigi Piccolo, Cerrone, sei grande, ti seguo da sempre, grande Luigi, ti voglio bene. Alessio Sorrentini, ovvio, non ora, ma dalla prossima in poi. Ma facciamo quello che vuoi tu, basta che mi contatti e mi fai capire perché non hai capito pure che puoi fare. Comunque, ovvio, Giorgio Imbradice, io ti seguo dai quartieri, ti saluta quello che la sera la riempie e la mattina la spaganta. Questa è una grande citazione a un video che spopolò un paio di anni fa, non mi ricordo 2 o 3 anni fa, e il campo a piscina di quartiere, penso che ve lo ricordate. Se non ve lo ricordate, andatelo a vedere, basta iscrivete un po' a YouTube, la limpio e la svacanto. È uno che praticamente sa mandare una cosa, cioè sa mandare di mettere una piscina in mezzo a per creature, che giustamente si creature di quartiere spagnolo un po' ne a mare, e quindi ci mettono una piscina. Ma ti pare da un camion, una cosa, comunque da a vedere che cazzo, se non lo conosci, fa schiattire, sa che poi si parla italiano, però napolitano, cantava parlare, comunque è meglio che ve la vedete che ve la racconto io. Roberta Aurelli, la facoltà di ingegneria a Fuorigrotta, di fronte allo stadio. Ah, come no? Era capito. Via Claudio è quella là fuori allo stadio, non era connessa, era pensato per farti capire dove hai fatto il video dei laureati che vendono i calzini, le fave e grazie. Sì, là hanno fatto pure ho fatto l'accendino, la giunta d'oggi, Roberto, hanno fatto un video dell'accendino, un video dell'accendino, un video di Lucana, è un video che pubblico poche volte, sono un po' no, vecchi, sono di quest'anno.
Sì, purtroppo un sacco di volte hanno fatto, cioè purtroppo per loro, no? Perché vogliono fare all'università, hanno fatto un sacco di video fuori a quell'università. Che poi qualcuno mi ha citato, magari ma ce l'hai con noi, mi sta a fare scherzo a noi, ah no, ma chi è una questione di comodità, io abito a pianura, lui sei poi non sapeva mai a fare scherzo, poi a Napoli, belle e buone ci soffermiamo a Brescia che era vicino, allora passavano gli universitari e ci facevano i scherzi, ma non perché ce l'abbia con gli universitari, cazzo me ne fottano. Però è nuovo di uno, anche, sì, anche perché sono ragazzi, allora magari quindi meglio scherzo, quindi poi si muove là fuori. Comunque parecchie volte veniamo Robert all'università, veramente moltissimo. Allora, Andrea Marino, c'è uno, ma domani viene a Caiolo, può essere, mo ci stiamo organizzando, si sto un compagno mio che può venire, rimane, venga a Bascevolo. Gemini Partenopeo, Cero, saluta mio fratello Franco Parmarosa. Ciao Franco, Roberto Colia, Cero, fai sempre uscassero live. Che non ci capisco nessuno. Con Virgilia, viva l'inverno per tutta la vita. Ah, boh, mo è poco troppo, viva l'inverno per tutta la vita. Virgilia, è bello che cazzo l'inverno, ma non tutta la vita. Luigi Piccolo, anzi l'inverno è poco troppo lungo. Che sono i cagamenti di cazzo l'inverno? È un po' troppo lungo, questa è solo più corto. L'estate è troppo corta invece, è solo troppo lungo. Che coizzo, è volata questa live, è vero, voglio già solo le 22:56, vabbè, prima di 5 minuti, cioè, però vero, passa subito, non so perché è bella sta così a parlare, però subito vola, è un'ora che veramente vola subito. Allora sta, aspetta un attimo, ecco qua, voglio riavviare perché ogni tanto ci riavviamo. Io per volessi fare i voto, quando si volesse fare il rullato lì, a volte si bloccano i commenti e tu stai sempre a premere il bottone G. Roberto Colia, vi saluto, notte a tutti, ciao Roberto, grazie. Giorgio Catalano, channel official, Cero, ti seguo da quando avevi 700 iscritti, guarda, mi sanda. Sei il mio mito, ti saluto il mio pisello, beh, cioè, hai fatto tutto buono, hai fatto tutto, tutta una cosa e poi hai fatto finale proprio a sorpresa e io ci sono cascato, ovviamente. Io vado a fiducia, leggo così a fiducia, mi poi dai, sta a leggere prima, vabbè. Papiro Luciano, ascolti neomelodici, faccio una strofa, no, non li ascolto, non li ascolto, ma proprio perché non sa Rufan, non è che un sento perché non mi piace, ma non è che mi piacciono, però già c'è proprio là dal pazzo domandando, voglio ma ragazzi, stanno queste canzoni napolitane, che poi senti in macchina e passano queste canzoni napolitane, ma chi si chiama, ma si stanno? E poi l'altro volta qualcuno mi risponde, dice, no, chi si stanno, no, a Radio San Giorgio, Radio, mi ricevono vari radio, a Rufan queste canzoni. Ehm, Carmen Minerva, ragione Fabio, ho dovuto fare delle cosucce, ma dovessi pazziare, Carmen, figurati. Ti piace il rap, Simone? Ti piace il rap, Cerro? Qualcosarella sì, qualcosa, non tutto, perché oggi è troppo esagerato. Oggi fanno tutti quelli cazzo, pure si vanno in ducesse, fanno rap, si fanno, oggi fanno, è un po' troppo esagerato. Però qualche canzone è molto bella, del rap qualche. Allora, Giuseppe Speranza, Fabi si è andato bene, tiene una bella moglie, ma è più piccola, più grande di te, è più piccola di me, sì, ha 24, 25 anni, c'ha 25. Chi sta più? Aspetta, voglio la rete per chiappare qualcuno Marco Bove, ti saluto a scuola, quando con l'interrogazione c'era ma immagina l'ultima cena Alessandro sia. A me piaceva quando, cioè non è che mi piaceva essere interrogato, però mi piaceva quando ero preparato, no? Quando studiavo, mi piaceva di fare l'interrogazione, perché era tipo una, come dai, ci fa capire, tipo una esibizione, perché tu quando stai a sentire, no? Allora tu puoi spaziare, però italiano, no? Parlavo tutto italiano, perché poi parla italiano, che cazzo, l'interrogazione è una cosa che soprattutto storia, mi piaceva storia e geografia, storia mi piaceva assai, perché la storia, cioè, a me piaceva studiare storia, perché sai, mi immaginavo, cioè, cosa, Alessandro Magno ha conquistato la Romania con un esercito di 300, ma immaginavo, no, dicevo, sì, ma ha fatto da chi, cioè, ma immaginavo, ma facevi storia in gamba, tu mai riusciva a imparare, e che cazzo, la geografia mi imparava, la geografia mi imparava perché piacevo, fatto proprio per i squadri di pallone, no, piaceva i squadri di calcio, perché, sai, la capitale è l'Ucraina, no? Kiev, Lucivaz, Kiev, Dinamo Kiev, collegava, no? Le squadre della Champions League all'epoca, Coppa dei Campioni, tutto, si fatta, no. Non so. Ivan, Ivan Palma, c'erano tutti e due bucchiacche riferite a quello che c'ho in petto e quella sulla pancia. È normale che ti seguono solo maschi, è vero, hai ragione, pensare, ma me levi il bucchiacche e mi mettono pari usarella, così mi seguono pure il film. Maurizio Grandelli, ciao Fabrizio, è la prima volta che vedo una tua live in diretta, volevo dirti che sei bravissimo, vedo sempre tutti i tuoi video, sei eccezionale, il mio preferito è quello del ragno. Mi fa piacere Maurizio, ti ringrazio che ci segui, il ragno e che cazzo, lo scherzo del ragno, per chi non se l'ha visto, voglio, lo scherzo del ragno si chiama, sta ancora a YouTube, e che cazzo. Oh, voglio, sono fatti all'11, penso che mo farà proprio cari dalla linea, e prima che caro, saluto, perché sennò pare brutto, quando saluto. Voglio, allora ci avremo lunedì, come sempre, penso alle 9:30, perché non credo che ci sto Napoli, ecco,
Scusate se la volta che ci sentiamo noi alle 9:30 e poi ci sentiamo alle 10, ma non mi ricordavo che stiamo a partito Napoli, non mi ricordavo, e quindi vabbè, senti, ti voglio pure in vacanza, che sei in vacanza, ovviamente se stai facendo il bagno, faccia chiave che sta a casa come me, però pure noi che stiamo a casa stiamo buoni, chi, vabbè, saluto anche quelli che stanno a casa a Napoli, perché poi la vacanza a Napoli non è male, a città è buona, sta bene, e quindi niente, voglio, la prossima live lunedì alle 9:30, è stato buono, un bacione e buona serata, ciao, voglio.